E passiamo invece ora a parlare di sport. Pareggio importante nell'insidiosa trasferta di Cuneo per il Treviso. Nulla cambia al vertice, sono ancora 2 punti dalla vetta. E mercoledì è già tempo di San Bonifacese. Pareggio importante nell'insidiosa trasferta di Cuneo per il Treviso e nulla cambia al vertice, sono ancora 2 i punti dalla vetta. La squadra di mister Zanin ha creato più del Cuneo, che in panchina aveva l'ex Ezio Rossi. Partenza sprint del Treviso, destro di Ferretti da fuori al terzo minuto, ma la palla finisce alta. 2 minuti dopo, ancora Perna di testa, la palla ancora una volta alta. Al nono, Torromino prova il destro da lontano alle stelle. L'11° Ferretti in tuffo di testa, ma la palla finisce fuori. Ancora protagonista il Treviso al 16° con Perna, colpo di testa su angolo di Torromino. Al 18° si fa vedere il Cuneo con Varricchio, tocco per Cristini che solo a centro area manda fuori di pochissimo. 4 minuti dopo i Fantini da fuori, ma Campironi para. Al 43° Perna prova la giocata in area, la difesa del Cuneo chiude, per i giocatori del Treviso però c'è un fallo di mano. 1 minuto dopo il Cuneo con Passerò, tiro cross, Campironi blocca a terra. Poche invece le azioni nel secondo tempo. Al 46° punizione di Torromino fuori di molto. Al 51° ancora Torromino che lancia Ferretti, sinistro viene parato. Al 67° si fa vedere il Cuneo con Lodi di sinistro dal limite, la palla finisce fuori. Le azioni più importanti si chiudono al 68° con il Cuneo, Fantini lanciato in aria da Cristini, destro e miracolo di Campironi. Sì, sono contento sia della prestazione sia del punto, abbiamo giocato contro un ottimo Cuneo, diciamo che è ritornato il caldo che vale per tutte e 2 le squadre, hanno sofferto tutte e 2, noi però già al primo tempo abbiamo dovuto fare un cambio per necessità e alla fine ci siamo veramente, abbiamo finito con tutte le energie che avevamo in proprio corpo, ma volevamo fortemente questo risultato, abbiamo sofferto solo su quel rinvio del portiere, quella spizzata che ha messo Fantini davanti alla porta, è stato bravissimo Campironi. Però io ho visto un ottimo Treviso il primo tempo sicuramente che ha cercato anche la vittoria.